Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il maestro Fide Nicolo Napoli e anche oggi in questa occasione ho il piacere di mostrarvi una nuova partita. E la partita che andremo a vedere insieme è una partita giocata qualche giorno fa, quindi il 22 novembre, tra il grande maestro spagnolo Narciso Dublan e il grande maestro bulgaro Ivan Cebarinov. Il giocatore con il nero è un giocatore abbastanza famoso, uno dei giocatori che ha avuto l'opportunità di fare da secondo a diversi giocatori molto più forti dell'elite mondiale, tra cui Topalov. E quindi stiamo parlando di giocatori che hanno un punteggio elo prossimo ai 2700 punti. La partita giocata è iniziata in questo modo, quindi D4, cavallo F6, alfiere G5, mossa molto particolare, mossa strana, e una mossa che dà inizio a una nuova apertura che si chiama l'apertura Trompowsky. E questa è una mossa strana perché solitamente lo sviluppo più semplice è sempre quello di sviluppare prima i cavalli, poi gli alfieri, mettere il re al sicuro. L'idea di alfiere G5 è quella di rovinare la struttura pedonale del nero, quindi il nero continua con C5, un'altra possibilità potrebbe essere cavallo E4, e dopo la quale la mossa più comune e più interessante è questa H4 e dopo il possibile cambio dell'alfiere il bianco ottiene un piccolo vantaggio, una piccola iniziativa data dall'apertura della colonna H. Infatti qui un piano tipico è giocare anche regina D3 per puntare quel pedone in H7 che è rimasto un po' più indietro e quindi giustificare il fatto che il bianco abbia due pedoni doppiati. Tornando indietro, la partita è proseguita così, C5. L'idea della Trompowsky, quindi l'idea di mettere un alfiere in G5 è questa, è abbastanza semplice. Se il nero permette al bianco di catturare in F6, quindi di catturare il cavallo, il bianco deve semplicemente farlo. Cosa si ottiene adesso? Adesso si ottiene una posizione in cui ci sarà uno squilibrio. Il nero ha già sviluppato due pezzi, quindi alfiere e cavallo sono già fuori, e il bianco ha una struttura pedonale migliore. Perché migliore? Perché questo pedone in D5 del nero è un pedone isolato, non è più possibile per il nero difendere questo pedone con altri pedoni e quindi questo pedone si trasforma in un obiettivo. E ricordo che per giocare contro un pedone isolato dobbiamo cercare di raggiungere tre piccole conquiste. La prima, cercare di bloccarlo. Il miglior bloccatore è in assoluto un pezzo leggero, quindi prima il cavallo, poi eventualmente l'alfiere e poi eventualmente altri pezzi. Quindi prima di tutto dobbiamo bloccarlo, secondo dobbiamo cercare di sviluppare i nostri pezzi intorno a quel pedone e per ultimo attaccarlo. Quindi la partita prosegue proprio con questa idea del bianco, bloccare il pedone D4, quindi bloccare vuol dire portare un proprio pezzo davanti a quel pedone, in modo che dopo eventuali cambi, perché la partita potrebbe anche proseguire in questo modo, il bianco sia sempre in grado di catturare di pezzo. Dopo queste semplificazioni direi che il bianco sicuramente starebbe meglio, perché questo pedone D5 è un pedone bloccato su casella bianca, quindi il bianco con facilità potrebbe attaccarlo, magari con l'alfiere, con molta facilità potrebbe anche attaccarlo raddoppiando le torri, e nel momento in cui raddoppierà le torri si verificherà anche una situazione interessante che poi prende il nome di inchiodatura, perché se io attacco con i miei pezzi pesanti, quindi torri o regine, contro il pedone D5, l'inchiodatura avverrà proprio perché il pedone D5 non si potrà muovere, quindi io sarò anche in grado di attaccarlo eventualmente col pedone in C4 o col pedone in E4. Quindi questo è un obiettivo. Tornando alla partita prosegue in questo modo. Il giocatore che ha una struttura pedonale peggiore non dovrebbe cambiare i pezzi. Quindi il nero preferisce rientrare con il cavallo al centro in E5. Dopo un possibile cambio, semplicemente il bianco peggiora moltissimo la propria posizione perché il nero riporta il suo pedone in F6, che era una debolezza, verso il centro, attacca il cavallo si sposterà e qui il nero non può assolutamente lamentarsi, anzi ha il controllo totale del centro, quindi il bianco non deve assolutamente cambiare. La partita prosegue, quindi sono state fatte delle mosse abbastanza lineari. Qui c'è probabilmente una mossa imprecisa, perché questa torre prima va in D1 e poi si sposta in E1. Ok, quindi la partita prosegue per cercare di creare una serie di manovre dove il bianco vuole chiaramente bloccare contro questo pedone D5 e c'è un momento importante che è anche questo qui, perché qui il bianco gioca G3
È molto importante sapere che i pedoni doppiati, oltre a essere brutti, perché è chiaro, se io ho i pedoni doppiati o il mio avversario è stato così bravo da doppiarli, oppure io ho accettato di giocare a quella posizione ed effettivamente qui il nero ha accettato di giocare a quella posizione con i pedoni doppiati. Il pedone doppiato in F6 diventa anche una risorsa, una possibile risorsa per l'attacco. Quindi lo spingo in F5 per conquistare spazio e il futuro cercherà di spingerlo in F4. E chiaramente per essere spinto in F4 ha bisogno del sostegno di altri pezzi, l'alfiere che potrebbe andare in C7, la regina che potrebbe andare in F6, quindi i pezzi del nero si coordinano per la spinta in F4. Il bianco già intuisce che il nero voglia spingere, allora anticipa tutto giocando G3. La partita prosegue e a questo punto è interessante la mossa del nero, perché il nero adesso porta una torre sulla sesta traversa, la cui idea è spostarsi in B6 per mettersi di fronte alla regina, quindi attaccare la regina. Il bianco torna indietro per anticipare la mossa del nostro avversario, quindi qui c'è una considerazione importante, cerchiamo di chiederci sempre cosa voglia fare il mio avversario con la sua ultima mossa, e se troverò la risposta giusta avrò sempre un gioco molto più facile. Il nero torna indietro, il bianco rinizia la sua manovra, quindi il bianco con il cavallo in B3 cerca di eliminare l'alfiere di case nere. Dovete anche sapere che il giocatore che ha il pedone isolato cerca di creare una strategia sul colore opposto di quel pedone, quindi se io da bianco riuscissi a cambiare l'alfiere di case nere ho migliorato senz'altro la mia posizione. Ok, la partita prosegue, il nero non è d'accordo nel suo possibile cambio, il bianco riporta un altro cavallo in D4 ed è simpatica questa posizione perché il cavallo del bianco già era in D4, però l'ho cambiato con l'altro cavallo. La partita prosegue e tutte queste frecce che adesso vedete qui nella scacchiera indicano il piano che si vuole realizzare. Quindi questo cavallo che ha iniziato il suo percorso in D4 per andare in B3, adesso in C1, in realtà punta la casella F4, quindi vuole cercare di andare in F4 per attaccare chiaramente l'alfiere avversario in E6. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Quindi queste sono le condizioni ideali per entrambi i cavalli. Come avete visto, il nero non ha cambiato i pezzi, non era in grado di cambiare dei pezzi perché tutte le semplificazioni danno un gioco più semplice al bianco. E adesso il piano della partita, perché contro E6 io ho coordinato il cavallo da D4, il cavallo da F4, ma cosa importante e sicuramente meno evidente, anche la regina sta attaccando E6. Si dice che la regina a raggi X attacchi E6. Perché a raggi X? Perché tra la regina e l'alfiere abbiamo un pedone in D5. Facendo questa considerazione, allora mi accorgo che il pedone D5 non può essere mosso. Allora questo pedone D5 lo potrei considerare inchiodato. Quindi la continuazione F3 attacco cavallo, spingo il pedone centrale. Perché spingo il pedone centrale? Perché qualora lui catturi col pedone il pedone D5 che cattura E4, a quel punto io catturo in E6 guadagnando un pedone e chiaramente guadagnando anche l'iniziativa, dando questo scacco al mio avversario. Infatti la partita prosegue proprio in questo modo: il cavallo cattura in E6, il pedone riprende, cavallo per scacco e il re del nero chiaramente qua deve fare una scelta importante, sicuramente spostarsi sulle case bianche, quindi sulla stessa diagonale della regina avversaria è molto rischioso, e spostarsi in H8 potrebbe senz'altro essere possibile, eppure qui il nero ha deciso di giocare una mossa forse un po' più sicura, almeno a prima vista, quindi re H6. Su re H6 continuiamo, quindi prendiamo spazio al centro, adesso da bianco mi trovo un cavallo fortissimo in E6 che domina e limita la posizione del re nero. La partita prosegue, il nero cerca di prendere iniziativa, ma questa iniziativa in realtà non esiste. Adesso dopo cavallo in E3 sembra che il nero sia finalmente riuscito ad attaccare, perché attacca la regina, vuole prendere l'alfiere di fianchetto del bianco, vuole cercare di entrare chissà sulla seconda o sulla prima traversa, però dopo il sacrificio di qualità arriva la mossa decisiva della partita,
regina N4. Regina N4, adesso doppia minaccia, sto minacciando matto con regina H4, sto minacciando l'alfiere. Chiaramente la partita poteva proseguire, dopo regina 4 il nero riconosce la vittoria al bianco, si arrende e vediamo un po' per quale motivo. E dopo alfiere G5 il bianco potrebbe proseguire con la cattura, riprendo, scacco in H4, il re si sposta e in F5 io continuo l'attacco sulle case bianche e quando lui si sposterà su questa colonna al bianco non resta altro che far intervenire la torre, quindi scacco in E1, scacco in D1 e a quel punto nei peggiori dei casi guadagnerò la regina avversaria. Chiaramente, tornando indietro, nella posizione finale della partita ci sono anche altri modi per proseguire e anche H4 potrebbe essere un tentativo per dar matto al nero quando questa alfiere si sposterà, magari avrò uno scacco in E3 fastidioso e se il re si sposta, anche questa è una continuazione interessante, alfiere F3 attacco il re ed effettivamente anche questa è una posizione di scacco matto. Quindi direi da ricordare per questa partita il tema dell'inchiodatura, un'inchiodatura invisibile perché alla fine la chiave della vittoria del bianco è stata questo pedone in D5, quindi questo pedone isolato in D5 attaccato indirettamente dalla regina e che ha permesso di creare la strategia corretta, quindi poi di vincere la partita. Spero che questo video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante, abbiate trovato interessante questa partita così come l'ho trovata io. La partita la troverete nel nostro solito gruppo Lichess che troverete nella descrizione del video e vi do appuntamento alla visione dei successivi video. Ok, vi ringrazio per aver seguito e appuntamento alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!